viaggio della generazione precaria, oggi ancora Lombardia, stamattina siamo a Milano. Milano vicino all'Europa, Milano che banche, che cambi, Milano gambe aperte, Milano che ride e si diverte. Sono Marco Fertonani, sono delegato sindacale ormai da 2 anni per la Filcams CGIL e lavoro in Hollister a Carugate. Studio, frequento ancora il liceo scientifico, quindi sono sia lavoratore che studente. Ci sono questi manager, i responsabili che girano per centri commerciali, parchi, comunque zone frequentate e ti chiedono se vuoi lavorare. Tutti assunti a 0 ore. Nel momento in cui magari vedevano che qualcuno si distingueva per capacità o per fisicità, che è molto importante per questa azienda, veniva magari fatta una proposta di passaggio a 20 ore. All'inizio della storia di Abercrombie e di Hollister in Italia, tutti i dipendenti dopo i 4 mesi venivano rinnovati a tempo indeterminato, rimanendo però sempre a 0 ore. Avevano un contratto un tempo indeterminato, ma non avevano la certezza che avrebbero lavorato. E alcuni ragazzi di Abercrombie qui a Milano hanno voluto chiamare la CGIL perché venivano presi sostanzialmente dei provvedimenti corporali, venivano fatte fare delle flessioni a magari dei dipendenti che venivano a lavoro con la barba oppure venivano proprio mandati a farsi fare la barba ai tempi della pre-sindacalizzazione. È arrivato da Abercrombie in quel momento per questa motivazione, appunto, che i manager si prendevano libertà che secondo i dipendenti, cioè, pretendevano di punirti in modi, chiamiamoli, poco ortodossi. Quando poi il sindacato è entrato, ci sono state le prime trattative, è stato chiaramente spiegato che i manager non possono effettuare punizioni corporali sui dipendenti, era abbastanza implicita come cosa, però vabbè, era necessaria. Vedendo una busta paga è stato notato che i dipendenti erano pagati da 6° livello del contratto commercio. Nel momento in cui sei un 6° livello, tecnicamente non dovresti avere rapporti con il pubblico. Impugnando una busta paga, banalmente, si è vista questa cosa qui, che si era quindi sostanzialmente sottopagati, è iniziata appunto la prima battaglia sindacale, che era appunto l'inquadramento dei contratti. Raggiunto l'inquadramento dei contratti qui da Abercrombie, noi di Hollister a Carugate ci siamo sindacalizzati anche noi e siamo riusciti anche noi, insieme appunto ad Assago e a Bergamo, ad avere questo inquadramento che poi comunque è stato esteso a tutti i dipendenti in Italia. Allora è stato appunto fatto questo accordo in cui tutti i dipendenti vengono assunti da 5° livello, quindi giustamente da 5° livello, e dopo 18 mesi di contratto part-time si passa al 4° livello. Qui da Abercrombie c'è stata un'azione di sciopero di qualche ora per problemi, possiamo anche chiamarli in realtà banali. C'era il riscaldamento che andava e il negozio non si riusciva a vivere. Quindi c'è stato appunto questo sciopero per permetterci appunto di vivere in condizioni umane all'interno del negozio, perché comunque noi siamo lavoratori ma siamo anche studenti, quindi la nostra vita non è il negozio. Prima di entrare in negozio frequentiamo una scuola, abbiamo degli impegni, abbiamo delle scadenze, degli esami. Diciamo che non possiamo darci al negozio al 100%. Ogni negozio ha un suo gruppo del sindacato in cui sono appunto iscritti a questo gruppo tutti i dipendenti iscritti, anche quelli non iscritti al sindacato. Il mio obiettivo è anche non escludere quelli che non sono iscritti, ma cercare di coinvolgerli per poi portarli anche all'iscrizione. Diciamo, non è facilissimo sindacalizzare in primis perché, essendo comunque una maggioranza di studenti, lavoratori e comunque di persone giovani, non tutti sono sensibili verso argomenti di questa natura. Nel momento in cui lui si deve iscrivere, il 90% di quello che pensa è a quanto gli costa sulla busta paga. La quota di iscrizione al sindacato, lui non vede magari una copertura da parte di un avvocato, un aiuto nel momento in cui deve compilare 730, chiamiamo le cose da adulti, cose che vede fare i suoi genitori, lui non se ne rende conto e quindi non vede un grande valore in quello che sta facendo. Io sono Roberta e sono funzionaria della Filcams CGIL di Milano. Quello che ci stanno chiedendo non è come si pensa di poter cambiare lavori, di girare, di non, ma è quello di avere tutele e di avere dei contratti comunque fissi che gli permettano di lavorare anche studiando. E i risultati si stanno vedendo negli ultimi 4-5 anni. Le percentuali di sindacalizzazione nel commercio inteso proprio come moda, abbigliamento, cioè negozi, si sono alzate tantissimo. I lavoratori appunto
ne sono comunque contenti, perché a differenza magari di quello che si pensa, ai giovani interessa ancora avere delle risposte del sindacato e far sì che sia il sindacato appunto a contrattare il miglioramento delle condizioni di lavoro. È che i giovani lavoratori credono ancora nel sindacato e vogliono continuare ad avere il supporto nostro.